Buondì, anzi, buonasera più che altro, visto che sono le 11:30 oramai. Questa è la mia ultima sera a Vicenza. Ho finito tutto. Sono di nuovo in ostello, però non sono nella mia 108, ma sono nella 204. Netti Castello. Abbiamo invertito, cioè adesso sono io da un lato, da questo lato qua, e Santos dall'altro. Però Santos adesso non c'è perché fa una telefonata. Ho finito. Ho terminato tutto. Ho fatto 3 mesi qui. E c'è praticamente tutto su YouTube. Così se un giorno mi verrà mai voglia di riguardare i video per ricordare cosa ho fatto, cosa è successo, potrò farlo. E sì, è anche uno dei motivi per cui ho iniziato a registrare. Perché sono stupido. Molto, vero? Vi dico che non ho fatto... Cioè, il letto l'ho fatto letteralmente alla belle e meglio. Perché non ci ho neanche provato. Tanto per una notte basta. Non c'entra nulla, non fa lo stesso. Mi viene un po' male a pensarci. Perché qua ormai... Cioè, io ho una doppia vita ormai. Cioè, ho una vita qui, a Vicenza, e una vita giù, a Parma, a casa, con i miei amici. È un po'... Mi dà da pensare, mi dà da... Mi dispiace. Però non c'è da dispiacersi troppo. Più che altro, perché avendo chiamato stanza, non so se si vede, sì, forse più o meno, non ci sono gli spifferi! Finalmente, senza spifferi. È la prima notte, è la seconda notte che facciamo a Vicenza senza spifferi. Finalmente. Non sto più riprendendo tanto, più che altro perché è un periodaccio, sono stressatissimo e i video salterebbero fuori letteralmente dove sono io che urlo. E non avrebbe neanche senso perché non direi nulla e urlerei e basta. Cioè, per farvi capire, ho il video registrato il venerdì scorso, che se mai qualcuno mi chiederà di pubblicarlo, lo pubblicherò. Se qualcuno lo vuole vedere, lo scrive nei commenti, ok? Tanto non lo scrive nessuno perché nessuno guarda i video. Infatti sto registrando per me stesso. Però vabbè, dai. Ho finito. Mi sono fatto la doccia, ho mangiato, ho offerto da Andrea, perché oramai non ci fa neanche più pagare da mangiare, anche perché siamo rimasti in 5. 4 perché Fritz se n'è andato. Vado stasera poi devo fare delle cose, domani a Reggio Emilia. E poi si vedrà. Ci rivedremo tutti un giorno. Perché appunto questo non è un addio, ma è un arrivederci. Non si sa dove, non si sa quando, ma ci rivedremo. E nel caso vi porterò sempre qua dentro. Mi mancherete veramente tanto, ragazzi. Mi mancherete. Buonanotte.